Questa associazione è nata 10 anni fa, proprio quest'anno, a marzo, e si propone con la propria attività di fare determinati lavori nell'ambito delle aree protette. Un esempio, alcuni esempi ve li faccio vedere adesso. L'associazione CONA è in pratica suddivisa in filoni, c'è una parte diciamo i lavori pratici, avanti, una parte di lavori prima. Vabbè. Una parte di lavori pratici, una parte che si occupa di promozione dell'ambiente e una parte che si occupa di educazione ambientale. Per quanto riguarda i lavori pratici, abbiamo lavorato per la costruzione e la gestione della collina dei Gruccioni nell'ambito dell'isola della Cona, quindi lavoriamo in particolare nella riserva naturale della Foce dell'Isonzo. Però, come diceva giustamente Franco Musi, abbiamo anche la possibilità di allargare i nostri orizzonti, però per adesso operiamo per farci una certa esperienza nell'ambito della riserva naturale Foce dell'Isonzo. Quindi abbiamo costruito e gestiamo la collina dei Gruccioni, dove diamo la possibilità a questi multicolori uccelli di nidificare e di essere osservati. Abbiamo poi appunto osservati, abbiamo ampliato il capanno di osservazione del Piro Piro, che è posto proprio di fronte alla collina dei Gruccioni, per dare la possibilità a un numero di persone, un gran numero di persone, di osservare questi uccelli. Avanti. Abbiamo poi alle spalle del centro visite abbiamo ideato e costruito l'area faunistica della Cona AFC, che è in pratica un'area che accoglie oche anatre domestiche in pratica e delle tartarughe della Florida. Questo per dimostrare che nell'ambiente non bisogna inserire, per quanto riguarda le tartarughe, inserire degli animali esotici, in pratica per evitare di creare una certa concorrenza con la tartaruga europea. Abbiamo poi costruito, sempre nell'ambito dell'area faunistica, un hotel per insetti, per dare la possibilità anche agli insetti di trovare una propria collocazione, e anche per sensibilizzare l'opinione pubblica alla conoscenza di questo tipo di animali. Abbiamo poi lavorato alla sistemazione del carnaio per rapaci in una zona che in pratica non è stata ovviamente divulgata per evitare che fotografi o altri possano inserirsi in questo ambiente. Avanti. Abbiamo lavorato, per quanto riguarda la divulgazione ambientale, alla risistemazione dell'impianto elettrico del museo nell'ambito dell'isola della Cona. E poi abbiamo fatto parecchie attività pubblicistica, come abbiamo fatto testi per varie pubblicazioni, fra cui il libretto Percorso di educazione e interpretazione ambientale, che ha come punto di riferimento le tabelle numerate che sono sulla destra, che abbiamo costruito, messo in opera, eccetera. Negli osservatori e lungo la strada ci sono parecchie tabelle per non fumare, per non fare rumore, per fare attenzione ai rospi e alle rane che attraversano la strada nel periodo della riproduzione. Nell'ambito dell'osservatorio della Marinetta, che è un osservatorio forse il più grande ma anche il migliore dal punto di vista dell'osservazione, abbiamo inserito un punto per la collocazione di schede di rilevazione schede di rilevazione della presenza di uccelli.
E poi abbiamo una pagina Facebook dell'associazione e un sito internet che ci danno la possibilità di far conoscere le attività associative ovviamente, ma anche le potenzialità dell'area protetta. Per quanto riguarda la promozione dell'ambiente, abbiamo fatto una presentazione dell'associazione e della riserva nel Museo di Storia Naturale di Trieste, proprio per far conoscere a Trieste questa realtà. La stessa cosa faremo anche a Udine prossimamente. Abbiamo fatto poi recentemente abbiamo fatto una visita al lago di Slovenia, di Circonio, Cerquinsko Jesaro, per conoscere l'habitat dell'aquila di mare che è un uccello rapace che potrebbe tranquillamente vivere nelle nostre zone. Avanti. Quindi concludo dicendo che è un esempio questo, l'attività di questa nostra associazione come dire, dimostra che i volontari senza scopi di lucro possono in qualche maniera rendersi utili alle attività delle aree protette senza peraltro essere di intralcio a quelli che sono i gestori dell'area vera e propria. Però a tutt'oggi manca una ufficializzazione del lavoro dei volontari e nel caso specifico nostro, ma anche per altre associazioni. Non è ufficializzato né per quanto riguarda la legge regionale né per quanto riguarda gli enti di gestione delle aree protette, per cui ecco, io voglio sperare che effettivamente nel rifacimento della legge 4296 ci sia la possibilità in qualche modo di ufficializzare questo nostro lavoro e questo nostro impegno. Grazie per la vostra attenzione. Bene, grazie a Benedetti per questo intervento che ha già posto un punto piuttosto importante, perché il volontariato in realtà si dice che l'Italia si regge sul volontariato, ergo andrebbe in qualche maniera riconosciuto, no? All'estero ci sono molte attività che vengono, come si dice, appaltate, fra virgolette, a associazioni e che ovviamente mettendo prima delle regole come Dio comanda, no, sul fatto delle associazioni che siano idonee, no, non qualsiasi. Eccoci. Ma detto questo, una volta che l'associazionismo si è formato e dimostra di avere competenze e continuità, perché il problema della natura è la continuità, no? È che si va lì una volta ogni 3 anni. Eccoci. Se c'è delle persone, dei volontari che dimostrano questo, ben vengano, e ha ragione nel dire che questa è una cosa che nella legge potrebbe essere tranquillamente prevista.